Studenti e nastri di partenza per il nuovo anno scolastico, ormai in procinto di iniziare con i problemi di sempre, e dirigenti scolastici alle prese con giochi d'incastro per far fronte alle aule insufficienti, soprattutto negli istituti superiori, e alla carenza ormai cronica di docenti. Problemi con i quali deve fare i conti anche l'ITIS Planck di Villorba, proprio ad iniziare dal nodo cattedre. Parecchie cattedre da coprire. Quello che mi impensierisce di più è per esempio la classe di concorso di informatica, che per noi è una materia caratterizzante ed è una classe di concorso nella quale non ci sono più le graduatorie, nel senso che sono stati assunti tutti. Ma qui al Planck una possibile soluzione è già stata trovata e sperimentata con successo lo scorso anno. Quando avevamo delle ore residue, abbiamo, una volta esaurita la lista di coloro che avevano dato disponibilità, siamo ricorsi a 2 ex alunni appena diplomati, pertanto quest'anno vediamo, se arrivano bene, altrimenti avremo un serbatoio a cui attingere, insomma, che sono i nostri ex. Insomma, l'anno scolastico deve iniziare al meglio senza creare disagi agli studenti, e l'obiettivo che all'ITIS si punta a raggiungere anche sul fronte aule non sufficienti ad accogliere tutti gli studenti, il cui numero quest'anno è in netto aumento con 3 prime in più rispetto allo scorso anno. Metteremo in piedi un'architettura oraria che è basata sulla rotazione tra classi e laboratori, proprio per sfruttare fino, mi verrebbe da dire, al minimo angolino della scuola, insomma. E così nell'emergenza spazi destinati ad altro vengono adibiti ad aule per le lezioni. C'erano delle stanze che utilizzavamo sostanzialmente per i colloqui, queste sono diventate delle aule di classi piccole. Ma c'è anche l'altro lato della medaglia ed è rappresentato dai finanziamenti ministeriali pari a 750.000 euro destinati all'ITIS Planck e che hanno permesso di aumentare ed innovare i laboratori territoriali.